E adesso terminiamo questa prima uscita, quella in costume da bagno, vedendo un bel serpentone di tutte le nostre partecipanti dalla prima all'11ª, e facciamolo accogliendole con un bel applauso. Complimenti alla cantante, sì. Allora, intanto vorrei richiamare le nostre miss qui sul palco, che adesso dovrebbero indossare l'abito elegante. Nell'attesa, la musica è una di quelle sfaccettature artistiche che invece hai leggermente trascurato, o sbaglio? Un pochino, si può considerare la danza classica che si balla sotto la musica. Giustamente, approfittiamo di questo momento per fare gli auguri a tutti voi e ai vostri cari di buone feste, che sia un 2017 meraviglioso per tutti voi. Eccole qui le nostre miss che stanno qui sul palcoscenico, ci prendono posizione. Faremo come nel caso della prima uscita, quindi eleggerò la prima con il suo motto, che naturalmente lo direi in inglese, e poi sfileranno. Il concorso di bellezza, e ripartiamo con la numero 1, Giorgia Mattiello di Vicenza. Il suo motto, come dicevamo, riguarda il climate change, la lotta all'inquinamento riguarda tutti noi. Respect the climate change, fight against the pollution, affect us all. Vediamo sfilare l'abito elegante la numero 2, Jessica Zuaretto di Villafranca. Il suo pensiero è: dobbiamo salvare la nostra madre terra dai gas serra prima che sia troppo tardi. We must save our mother earth from greenhouse gases before it's been too late.
come il sole, il vento. Queste sono energie pulite. Our land is rich of natural resources, such as the sun, the wind. There are clean energies. Ramona Sartori di Brescia. Ramona dice che l'inquinamento sta uccidendo la natura. Se muore la madre terra, anche noi moriremo. The pollution is killing the nature. If the mother earth dies, we will die too. La salute ed il clima sono legate perché la nostra salute dipende da quella del pianeta. The health and the climate are linked because our health depends on the planet. Di Corneto Vicentino. Il suo progetto è sostenere le energie rinnovabili per un futuro di salute e di bellezza. My project is that of support the renewable energy for a healthy and beautiful future. Silvia Fortuna di Vicenza. Il suo motto contro l'inquinamento è iniziare per poco, ma iniziare tutti. Start and little, but start all. Non solo da parte del governo, ma di tutti noi. Climate change is a problem that must be solved not only by government, but by all of us. Ovvero Sofia Cavalli di Padova. La sua difesa dell'ambiente è ritornare a spazi verdi e civi a chilometro zero. Her defense of the environment is come back to green space and food at kilometer zero.
tutti e incoraggiando gli amici a fare altrettanto. We must defend the environment with the waste collection and encouraging our friends to do so. E con questo si conclude il concorso, ma rivediamole ancora una volta sfilare per tutti noi insieme in un lungo serpentone di abiti eleganti dalla prima all'11ª. Davvero stupendo, sarà molto difficile per la giuria avere un Richiamare qui sul palco colui che porta avanti da oltre 27 anni il nome di Lady Veneto per tutto il mondo, ovvero Tiziano Tescaro. Eccolo qui, Tiziano Tescaro! Buonasera Tescaro, benvenuto! Benvenuta a te Romana, dopo l'ho arrivato un po', abbiamo allontanato un po', io sono felice quando tu presenti e soprattutto il debutto della grande Irene, così giovane, così brava, lei ha fatto le migliori scuole e sta ancora facendo ed è quella qua che debutta insieme a te, quindi sicuramente la sto facendo presentare una presentatrice un domani, spero che molto in fretta. Nulla toglie a te comunque che sei la regina incontrastata di queste passerelle del concorso, tu sei la presentatrice ufficiale, ufficiosa e anche finale, quindi nulla viene tolto a te ovviamente. Io ti ringrazio davvero di tutti questi magnifici complimenti, grazie mille Tiziano. Ma sto diventando rossa con la tua presenza qui. Invece di parlare di noi, vorrei sapere se c'è qualche news degli organizzatori di Miss Earth. Beh, sicuramente abbiamo acquisito Umberto Massimo, che è un personaggio molto importante, che gestisce il Piemonte, dove sta facendo le selezioni, soprattutto a Torino, i migliori locali, e ha già selezionato ragazze molto papabili per la finale, e poi gestisce anche ovviamente la Liguria e la regione Val d'Aosta, e prossimamente gli cediamo la Lombardia che la gestisca lui da solo. Noi invece facciamo il nord-est dall'altra parte, soprattutto il Veneto, perché siamo qui ovviamente. Ma dimmi un po', sei soddisfatto della posizione che ha raggiunto Denise a Manila? Beh, sicuramente era un obiettivo quindi arrivare tra le top 16 del mondo e quindi entrare nella grande superclassifica mondiale. Io volevo ricordare che nei 4 concorsi che vanno nel mondo, non serve nominarli, sappiamo tutti i Big Four, tra cui Miss Earth, che la curiamo noi, solo il nostro, solo Denise Frigo è riuscita ad arrivare al top fra le 16 del mondo, quindi la classifica top 16, 11ª con medaglia d'argento. Questo è importante, è sinonimo che noi studiamo le ragazze, le capiamo, diamo le indicazioni alle giurie per evidenziare le loro carattere, ma anche quello che sa fare la ragazza, perché tu sai che non serve, anzi non è sufficiente la bellezza, non è sufficiente nemmeno il portamento, ci vuole qualcosa in più per debuttare a livello mondiale, tipo l'inglese è sempre una cosa da poco, ma se non sai comunicare in inglese, se non sai essere un testimone delle Nazioni Unite, poi Champion the Earth che fa parte del Miss Earth, come fai a comunicare se non sai le lingue? Quindi devi sapere l'inglese, devi essere molto spigliata verbalmente, devi avere una grande cultura all'interno e quindi noi prepariamo la nostra delegata pian pianino, lentamente, appena poi sarà eletta e dopo eleggerà entro luglio sicuramente, perché poi la data della finale l'hanno già fissata, è alla fine di ottobre come quest'anno d'altra parte, quindi dobbiamo preparare al massimo
questa lista in modo che proseguire ciò che abbiamo costruito con il Seprino. Siamo arrivati tra i top del 16 del mondo, vogliamo rimanerci, quindi non è che vediamo una grande vittoria, insomma, però portare in alto il tricolore, se non riescono i nostri politici, questo possiamo dirlo, almeno nello sport e nella bellezza ci riusciamo. Complimenti davvero Tiziano per il tuo grandissimo interesse e anche per quello che stai praticamente portando avanti. Fanno più applausi a me che alle Miss, avete per dire le Miss soprattutto e anche queste belle presentatrici che sono veramente fantastiche. Ti ringraziamo davvero di questo magnifico intervento e complimenti vivissimi per tutto quello che stai facendo. Mi gratulia molta che mi sembra che ancora i tempi è arrivato. Vabbè. Eccola, abbiamo la possibilità. Io me ne vado. Vi saluto, me ne vado e la linea do a queste due belle presentatrici. Grazie Tiziano di essere qui con noi, complimenti. Allora, ci siamo, abbiamo la busta. Eccoci qua, allora siamo arrivati al momento più importante di questa manifestazione di bellezza Miss Lady Veneto, nonché Miss Italy. Troviamo il Parco Città, lo ricordo a tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo in diretta da Milano e che naturalmente ringraziamo di essere nostri telespettatori. Facciamo con la quarta classificata, Irene. Allora, sale qui sul palco a premiare questo quarto posto Vittorio Brezzo Rotto. Cristiano
sia mondiale. Come vedi, queste fasce hanno sì il nome davanti, giustamente, ma nel retro hanno uno slogan delle Nazioni Unite. Ogni Miss che vince avrà uno slogan, questo è recycle, cioè ricicliamo per non inquinare. Altri hanno pollution, ma hanno altri slogan ancora, quindi non stupitevi se poi dietro ci sono queste scritte rigorosamente gialle. Le prossime fasce cambieranno ancora, saranno verdi, come ci hanno appunto dettato a livello internazionale. Scusate, ma a turno vi dicono le cose, c'è stato uno sponsor che si è aggiunto, abbiamo il nome di Daniele Menone, il nostro cameraman, uno dei nostri cameraman, che ha avuto la brillante idea di andare in Austria in questi giorni a Innsbruck, dove c'era la fiera Swarovski, e ha pensato alle Miss, ha preso un paio di orecchini per 2 date, quindi 2 paia, un paio di orecchini Swarovski pendenti per la vincitrice. Wow, che bravo Daniele, complimenti. Il bello della diretta è questo, capito, uno dietro l'altro. Ce la facciamo a premiare la prima classificata? Allora, qui in Vicenza, presso Parco Città, è il momento di premiare la prima classificata, ovvero Miss Earth Italy Christmas, cioè al numero 7! Complimenti alla vincitrice, ovvero Fabiana Valle. Fabiana, bellissima! Complimenti davvero! Eccomi qua i nostri coniattoli, ma facciamo un grande applauso! Parco Città! E ancora una volta per voi la vincitrice Fabiana. Ecco che le vengono consegnati anche gli orecchini in omaggio per aver partecipato e anche vinto questa tappa. Complimenti davvero, sei emozionata, sei contenta, come ti senti? Molto contento davvero e spero che questa fascia possa aiutarmi a fare il mio cammino per aiutare il biglietto. Certamente sarà proprio così. Adesso lo chiediamo ancora una volta, ma ti lascio parlare solo perché tu sei il patrono. Allora, scusate, ma è importante per la diretta streaming che stiamo facendo. All'estero non è che capiscono l'italiano molto bene, al di là della America Latina che comunque sta seguendo. Io volevo pregare questa Miss, so che dai sondaggi è una fra quelle che sa bene l'inglese, se può mandare un saluto, un messaggio al mondo in inglese su oggi, insomma, questa giornata importante. Hello, I'm Fabiana, and I only want to wish to everyone, to all the world, a Merry Christmas and a Happy New Year. So I want to everyone is a son of the Mother Earth, and everyone needs to do something for the Mother Earth. I believe in it, and I think that if someone does something for the Earth, the world can become better than now. Un po' di emozione ci vuole, apprezzato, e volevo comunque fare i complimenti a tutte queste Miss, sia fasciate o non. Alcune sono di Brescia e quelle vanno in automatico sulla semifinale di Brescia, perché qui poi loro non hanno chiuso, però hanno aperto con Brescia, quindi ci ritroveremo sicuramente in finale con il settore di Brescia. Sì, so che i giornalisti, allora ringraziamo intanto il Gazzettino di Padova che ci ha delegati per le foto, poi il Mattino di Padova tramite Bocca, Michelangelo, e poi altri giornali media che ci stanno appunto aspettando queste foto importanti. Fammi ringraziare tutti coloro che sono venuti qui e hanno partecipato alla tappa, quindi grazie davvero anche dell'ospitalità Irene, Amile e Komplevich, complimenti per tutto quello che fate evento dopo evento durante tutto l'anno. Ringraziamo tutti voi di averci seguito in diretta streaming sulla TV da Roma Radio Vicenza. Alla prossima tappa, arrivederci.